E veniamo al Festival di Sanremo. Mahmood El Re, la storia di un ragazzo che sfida il mondo, un vero talento costruito con passione e fatica. Mahmood, 27 anni, mamma di Orosei e papà egiziano, racconta con il suo pezzo vincente della 69esima edizione del festival dal titolo Soldi la sua storia di figlio abbandonato in un dialogo immaginario con quel padre di cui lui non ha più notizie da tempo. Brindisi, messaggi e telefonate tra Orosei e Milano. È fortissima l'emozione e l'orgoglio della grande famiglia sarda per il trionfo di Mahmood a Sanremo. A maggio il cantante sardo-egiziano rappresenterà l'Italia alla 64esima edizione dell'Eurovision Song Contest che si terrà quest'anno a Tel Aviv. Ora il meteo e l'approfondimento sportivo. State con noi, linea alla regia.